Ciao a tutti, bentornati sul canale e bentornati nei Colli Euganei, dove ultimamente sto venendo un po' spesso. Oggi voglio fare il sentiero numero 29 che ci porta su al Monte Ceva e dicono che sia una delle escursioni più belle dei Colli Euganei. Facciamola insieme, dai che si va. Intanto però Monte Spinnefrasse è il nostro primo obiettivo. Andiamo per il sentiero 29. Allora vi do una specifica, qualche dritta. Il parcheggio lo trovate all'area camper di Battaglia Terme. Cercate di arrivare abbastanza presto perché è piccolo ed è facile non trovare posto. Poi ci si inerpica su per il 29. È un sali-scendi, però quando è un sali bello importante e divertente sul serio. E questo sentiero viene denominato Sentiero delle Creste. Facciamolo insieme, vediamo un po' cosa ne esce e già intanto ammiratevi questa natura rigogliosa che chiama proprio la primavera, e sicuramente le piogge dei giorni scorsi hanno fatto il loro dovere. Bellissimo verde, profumi intensi. I Colli Euganei sono di origine vulcanica e in questo versante le specie di flora e fauna sono molto interessanti. Ecco qui
Croce del Ceva, noi dobbiamo proprio raggiungerla. Questo è tutto il sentiero percorso, bello dai, si procede. Da qui si può salire da località Turri e noi adesso ci dirigiamo verso la croce del Ceva. In 10 minuti ci dovremmo essere. Cartello del 29 sempre presente, tracciato molto bene, veramente un bel giro, godibilissimo. Beh, su al Monte Ceva è assolutamente posto consigliato, top nei Colli Euganei. Adesso sto scendendo e ciò che vedo è questo. È veramente stupendo sto sentiero. Si cammina perché si cammina, ci sono dei punti aspri. È un saliscendi interessante, divertente ed è molto frequentato anche, non ci si perde mai. Qui ci sono dei ruderi, quindi vediamo un po' di cosa si tratta. Vietato l'accesso. Chissà se qualcuno me lo sa dire, qualcuno che abita nei dintorni di Padova, scrivetemelo nei commenti, che potrebbe essere interessante. Qui siamo sopra al tunnel della ferrovia. Questa è la ferrovia che porta giù da Padova a Bologna. Simpatica cosa, dai. Prospettive diverse. Lì nascosta tra la vegetazione c'è una villa. C'era un bel divieto lì davanti, se no sarebbe stato andare a fare un salto. Qui di fronte, non so se lo vedete, Castello del Cataio. Eccomi tornato all'area camper per tirare le conclusioni. In molti mi avevate chiesto
un percorso adatto a tutti e io direi che questo è uno dei più indicati sicuramente. Sono 7 km e qualcosa, un saliscendi collinare con dei punti anche impegnativi, per carità, però secondo me questo come primo allenamento della stagione, visto che per molti questo periodo qua si tratta proprio di primo allenamento della stagione, è super consigliato. Bellissimo percorso del Monte Ceva, partenza dall'ex cava, parcheggio dell'ex cava, area camper di Battaglia Terme, sentiero 29, è indicato benissimo tutto il percorso, si ammira un bellissimo paesaggio, varietà, ricchezza del territorio dei Colli Euganei. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemelo sotto nei commenti, mettete i mi piace a tutte le cose belle e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!